morto il bimbo di 3 mesi ricoverato da mercoledì notte dopo l'arresto cardiaco in Casara in condizioni disperate. Il sindaco sconvolti per questa nuova tragedia, il terzo decesso in meno di un mese tra bimbi con meno di un anno. Tragico incidente in tangenziale a Mestre, 62enne centauro trevigiano muore nello schianto contro un tir, caos, traffico. Vertice in prefettura Venezia con i consoli di tutte le nazioni coinvolte nella strage del bus di Mestre. Da domenica inizierà il rimpatrio delle salme. Il messaggio di Re Carlo d'Inghilterra, profondamente scosso, vicini all'Italia. Ha minacciato e rapinato 2 giovanissimi sulle mura a Treviso, arrestato dalla polizia un 18enne denunciato, il complice 16enne. Al via le celebrazioni della festa per il ritorno delle spoglie mortali di Pio X nella Marca, l'urna a Treviso, l'abbraccio dei fedeli domani alle 10:30 la diretta per la messa in Duomo. Ad accogliere le spoglie di Papa Sarto il vescovo Tomasi ci insegna, dice, la fiducia e il rinnovamento. Il sindaco Conte, occasione per riflettere in un momento drammatico come questo a pochi giorni dalla tragedia di Mestre. E un pensiero al dramma di Mestre, anche le fiere di San Luca iniziate ufficialmente questo pomeriggio in zona fiera ma senza la tradizionale festa. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in meno di un mese la piccola Sofia a Montebelluna, poi il piccolo Alessandro a Paesi, di nuovo a Montebelluna con il piccolo Jacopo. Ci eravamo lasciati con le condizioni disperate di questo bimbo di appena 3 mesi e i tentativi disperati dei medici di salvarlo. Purtroppo il bimbo è morto questa mattina, ovviamente la comunità è sotto shock. Il suo piccolo cuore ha cessato di battere. Jacopo non ce l'ha fatta, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo. Il bimbo, 3 mesi appena compiuti, era stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Verona nella notte tra mercoledì e giovedì, colto da un grave malore. Ad accorgersi di quanto stava accadendo i familiari che avevano subito allertato i soccorsi. I sanitari del 118 erano arrivati con automedica e ambulanza ed avevano rianimato il bambino sul posto. Il suo cuoricino aveva ricominciato a battere. Il bimbo, prima trasportato con l'elicottero al Cafoncello, era stato poi portato a Verona. La speranza e la lotta per salvargli la vita. Purtroppo in mattinata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Il piccolo Jacopo non ce l'ha fatta. Ed ora è l'intera comunità di Montebelluna a stringersi ai familiari. Comunità montebellunese già profondamente colpita dall'improvvisa scomparsa solo 3 settimane fa della piccola Sofia, la bimba di 4 mesi trovata priva di sensi in culla e poi deceduta all'ospedale di Treviso. È una tragica notizia che ha sconvolto tutta Montebelluna. Io voglio esprimere le mie più profonde condoglianze, ma anche le condoglianze dell'intera comunità montebellunese alla mamma, al papà e a tutti i parenti del piccolo venuto a mancare, purtroppo. Fino all'ultimo i familiari hanno sperato in un miracolo, ma le sue condizioni erano subito apparse disperate ed i genitori di Jacopo avevano deciso di farlo battezzare. Alle 9 la tragica notizia. L'amministrazione e io, sindaco, sono a disposizione della famiglia per qualsiasi cosa fosse necessaria. Ricordiamo che purtroppo qualche settimana fa un'altra neonata era venuta a mancare qui nel nostro territorio. La Marca intera è sotto shock per questa ennesima morte in culla, la terza in appena 3 settimane. La piccola Sofia Cocia, di Montebelluna, 4 mesi, morta il 16 settembre. Venerdì scorso il decesso di Alessandro Izzi, 11 mesi, trovato senza vita nel lettino all'asilo Raggio di Luna, a Porcellengo di Paese. Ed oggi il dramma di Jacopo. E dunque ieri abbiamo raccontato anche l'esito dell'autopsia sul corpo del piccolo Alessandro, lo citava Daniela Sizia nel servizio di apertura, autopsia che ha sostanzialmente fatto luce anche sull'assenza di un rigurgito e quindi adesso al momento non si potrebbe pensare niente di diverso rispetto alla classica purtroppo e drammatica morte bianca, anche se sappiamo ci sono nuovi accertamenti che sono stati disposti appunto sul corpicino. Sentiamo allora oggi le reazioni, le parole dell'avvocato di una delle maestre indagate e poi il legale della famiglia del bimbo che ha sempre detto: noi vogliamo sapere la verità, non puntiamo dito contro nessuno, ma vogliamo sapere cosa è successo. È ancora prematuro per poter escludere o una causa o un'altra. Bisogna attendere l'esito sia
dei risultati appunto del cuore che del polmone, perché sono stati inviati per le opportune analisi. Queste le parole del legale dei genitori del piccolo Alessandro Izzi, il bimbo di 11 mesi morto nel lettino dell'asilo nido Raggio di Luna a Porcellengo durante il riposino pomeridiano, dopo i primi esiti dell'autopsia eseguita ieri, che non ha rilevato segni macroscopici che spieghino il decesso del bimbo, nessun rigurgito né anomalie. Bisognerà dunque attendere l'esito degli ulteriori accertamenti disposti e che saranno eseguiti nei prossimi giorni da un'equipe del reparto di patologia vascolare della clinica universitaria di Padova. Pare che si stia affievolendo ogni ipotesi di condotta rimproverabile alle parti, alla struttura, alle operatrici. Purtroppo adesso siamo di fronte a un caso che diventa paradossalmente più difficile da spiegare, ma noi ci rimettiamo ovviamente alla scienza. Si dovranno attendere altri 90 giorni perché vengano depositate le conclusioni degli esami sul cuore e i polmoni del piccolo. Noi vogliamo la verità, non è che vogliamo dare la colpa a nessuno, vogliamo solo sapere cosa è avvenuto. In questo momento, appunto, l'autopsia, ripeto, è stata disposta solo ieri, sono iniziati quelli che sono gli esami e è veramente, secondo me, prematuro poter ritenere che sia una causa piuttosto che un'altra. I genitori hanno diritto di avere una risposta dall'autorità giudiziaria e dalla scienza e tutti noi abbiamo collaborato perché questo avvenga. La chiarezza è importante per tutti. Una verità che anche le 3 maestre indagate attendono dal giorno della tragedia. La loro disperazione è non saper dare giustificazioni alla famiglia. In questo momento non solo i genitori ma tutta la famiglia, anche penso tutta la comunità voglio sapere, perché immagino anche gli insegnanti, cioè è proprio il fatto di sapere che cosa è avvenuto. Poi quello che sarà ce lo diranno coloro che appunto sono stati incaricati nello svolgere quella che è l'autopsia e quindi tutte le analisi. Quale che sia l'esito dell'inchiesta e delle inchieste eventuali, c'è un lutto da affrontare. Questa è l'unica drammatica vera realtà, un lutto terribile, la perdita di un figlio, soprattutto in questa tenera età. Abbiamo voluto sentire il parere di un noto psicologo e psicoterapeuta. La perdita di un figlio è il dolore più grande che un essere umano può provare. La morte di un figlio è la perdita più devastante. Si piange per la fine della sua esistenza, per ciò che avrebbe potuto vivere e per il suo futuro mancato. Per i genitori è possibile attraversare il dolore e superarlo? È una rottura violenta nell'essere umano. Spesso è impossibile riuscire a trovarne un senso e una giustificazione. E infatti l'essere umano si dissocia e quindi tende a negare, a trovarsi un'altra prospettiva. Spesso noi in termini clinici parliamo di depressione come primo effetto, depersonalizzazione e derealizzazione. Sembra proprio che noi viviamo una vita parallela che non è più quella reale. Oltre alla negazione, un genitore potrebbe provare una rabbia intensa, sensi di colpa, il dolore e la paura. Spesso inizia con il senso di colpa e questo genitore deve comprendere e prendere coscienza che ha fatto tutto quello che si poteva fare, che più di così non era possibile fare. E la rabbia aiuta. La rabbia è un meccanismo di difesa ed è il primo segnale che si sta iniziando ad avere una sorta di consapevolezza rispetto all'alterazione della realtà. Non ci sono tempi stabiliti per elaborare un lutto, ma i genitori potranno un giorno lenire il loro grande dolore? Non si guarisce da un trauma di una morte del proprio figlio. E se mi permette, non è neanche giusto per l'essere umano dimenticare la morte del proprio figlio. Quello che succede invece è un altro aspetto. Si riesce a superare. Come? Ad esempio, la prima cosa da fare è non negare il saluto. L'ultimo saluto al figlio, guardandolo, è una cosa che va fatta. Perché è dolorosa, è dolorosissima, è inaccettabile. Però poi questo tiene i genitori nella realtà. Lutti purtroppo, e un'altra tragedia. Questa volta parliamo di una tragedia della strada. Una vittima è trevigiana, è successo a Mestre che in questi giorni purtroppo sale alla ribalta della cronaca internazionale, è il caso di dirlo, per la strage del bus. Questa volta è successo invece in tangenziale uno scontro tra un Centauro e un tir, un Centauro 62enne di Casale.
Violentissimo lo scontro tra la moto e il tir con targa italiana poco dopo mezzogiorno nei pressi dell'aeroporto di Tessera, dove a perdere la vita è stato il motociclista trevigiano di 62 anni, Massimo Sartorello. Il fatto lungo il raccordo Marco Polo tra lo svincolo che collega la 27 con la tangenziale di Mestre in direzione Venezia-Milano, in corrispondenza della corsia di immissione. La dinamica ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme al personale del SUEM, con il medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 62enne. Svincolo della 27 che da Treviso mette in A57 direzione Milano, chiuso per ore e riaperto soltanto dopo le 15, chiuso durante lo stesso orario anche quello che dal raccordo dell'aeroporto Marco Polo immette in A57, cioè tangenziale di Mestre, sempre in direzione Milano. A causa del restringimento di carreggiata dovuto alle operazioni di soccorso e rilievo si sono formate lunghe code in direzione Milano-Venezia. E si trova ricoverato all'ospedale Cafoncello in condizioni molto serie, con un politrauma, un ragazzo di appena 16 anni di San Martino di Lupari nel Padovano, rimasto coinvolto in un incidente stradale attorno alle 13:30 a Fonte. Il giovane stava rincasando da scuola percorrendo via Don Luigi Ceccato quando si è scontrato con un'automobile. Sul posto i sanitari del SUEM 118 di Pieve del Grappa e l'Elis Soccorso. E poi Mestre, l'abbiamo accennato poco fa, la strage del bus. C'è stato un vertice in prefettura Venezia con i consoli di tutte le nazioni coinvolte nella strage del cavalcavia. Presumibilmente da domenica inizierà il rimpatrio delle salme. Entro domani sera tutte le salme della strage che si è consumata ai piedi della rampa Giorgio Rizzardi saranno ricomposte nell'obitorio dell'ospedale di Mestre. I corpi di 20 persone arrivate a Venezia per trascorrere una vacanza che si è conclusa con una delle peggiori tragedie degli ultimi decenni inizieranno presto il rimpatrio. Le procedure sono state concordate durante un vertice in prefettura al quale hanno partecipato anche i consoli delle nazioni cui appartengono le vittime. C'è la disponibilità del Comune di Venezia a sopportare le spese di alloggio delle famiglie, ma anche per il rimpatrio delle salme. C'è la disponibilità della Regione Veneto per il tramite della USL 3 Serenissima a creare le condizioni anche per l'acquisto di alcuni elementi che si impongono in questi casi. Fra domani sera e dopodomani possono iniziare le procedure di rimpatrio delle salme. In queste ore i familiari delle vittime stanno continuando a raggiungere Mestre, dove è possibile avranno l'occasione di vedere per l'ultima volta i propri cari. Mancano ancora i familiari di una nazione che arriveranno tra stasera e domani perché sono all'estero, e quindi questo è anche il motivo per cui abbiamo creato ulteriori condizioni perché anche questi familiari possano vedere i propri cari. Oltre che la prefettura, Ca' Cornera ospita anche il Consiglio della città metropolitana di Venezia, l'ex provincia, che si è riunito nelle stesse ore del vertice coi consoli, aprendo la seduta con un minuto di silenzio. Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha quindi letto il telegramma giunto da Papa Francesco, assieme alle testimonianze di vicinanza espresse fin dalla sera della tragedia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ecco internazionale per questo disastro, tanto che anche il re Carlo III d'Inghilterra ha indirizzato nelle scorse ore al presidente Sergio Mattarella un messaggio di cordoglio condiviso con la regina Camilla per la tragedia del bus di Mestre. Mia moglie ed io siamo rimasti profondamente scossi e rattristati nell'apprendere la notizia del terribile incidente avvenuto a Mestre. È il messaggio che potete anche leggere nella pagina Facebook del Sovrano. E vogliamo esprimere le nostre più profonde condoglianze alle famiglie di tutti quelli che hanno perso tragicamente la vita e solidarietà alle persone rimaste ferite. Durante le nostre visite in Italia, prosegue il Sovrano, siamo stati colpiti dalla gentilezza, dalla generosità del popolo italiano. I nostri pensieri, le nostre preghiere, la nostra partecipazione vanno dal profondo del cuore, scrive Re Carlo, verso tutti coloro che sono stati coinvolti in questa spaventosa tragedia. Torniamo a Treviso e parliamo di sicurezza. Un duo giovanissimo, 18 anni, uno 16 anni l'altro, hanno rapinato con violenza due coetanei. Uno è stato arrestato dalla polizia.
Hanno rintracciato e fermato l'autore di una rapina messa a segno la notte scorsa nel cuore di Treviso. Si tratta di un 18enne che è stato arrestato, denunciato invece il complice minorenne. L'aggressione è avvenuta lungo le mura. I due hanno affrontato 2 diciottenni che stavano passeggiando, li hanno minacciati e si sono fatti consegnare i telefoni cellulari, un orologio, le cuffiette auricolari ed una sigaretta elettronica. Poi si sono allontanati facendo perdere le tracce. A dare l'allarme le vittime, che hanno immediatamente allertato il 113. Sono scattate subito le ricerche dei 2 aggressori. I poliziotti hanno rintracciato il 18enne e il complice nei pressi dei giardini di Sant'Andrea. I 2 ragazzi corrispondevano perfettamente alle descrizioni fornite dalle persone offese. Fermati, per il maggiorenne sono scattate le manette, deferito in stato di libertà invece il complice minorenne. La successiva perquisizione, oltre alla refurtiva che veniva contestualmente restituita ai legittimi proprietari, consentiva di recuperare alcuni oggetti atti ad offendere utilizzati per minacciare le vittime della rapina. L'amarezza del sindaco Mario Conte di fronte all'ennesimo episodio che coinvolge dei giovanissimi. Probabilmente nella loro testa sono convinti di aver fatto una bravata, invece quello che hanno fatto è un vero e proprio reato e adesso si dovranno far carico di quelle che sono le responsabilità legate a questo tipo di reato. Ringrazio le forze dell'ordine. C'è una crisi valoriale importante e preoccupante, spiega il primo cittadino. Serve una reazione di comunità dove ognuno deve fare la propria parte. Poi aggiunge: se avrò occasione di confrontarmi con questi ragazzi lo farò più che volentieri, perché comunque loro rappresentano il presente e il futuro della nostra comunità e coloro che si comportano in modo sbagliato devono essere raddrizzati, nel senso che devono capire quelli che sono gli errori, quelle che sono le responsabilità, ma soprattutto devono capirli per non ripeterli più in futuro. E a proposito di giovanissimi, di minorenni, la prima applicazione nella Marca trevigiana del decreto Caivano, del decreto Baby Gang, così chiamato, del governo, è scattato per un 17enne fuggito a un controllo di polizia. È stato notificato negli uffici della divisione polizia anticrimine della questura il primo avviso orale irrogato ad un minore della Marca. Questa misura è stata presa grazie all'introduzione del decreto Caivano. Il giovane è un 17enne che lo scorso 27 settembre a Treviso si trovava in compagnia di un gruppo di amici. Alla vista degli agenti delle volanti che stavano per effettuare un controllo è fuggito. Arrivato poi al ponticello sul Sile, si è disfatto di qualcosa che aveva in mano, probabilmente stupefacente. Il ragazzo, con un precedente per porto di oggetti atti ad offendere, una volta raggiunto dagli agenti, è stato condotto in questura e identificato prima di essere riaffidato alla madre. Dopo le opportune valutazioni, il questore della provincia di Treviso ha ritenuto adeguata la misura dell'avviso orale, che consiste in un severo monito a cambiare condotta di vita e a rispettare le leggi, irrogata nel caso di minori come questo in presenza dei genitori. Davvero pochissimi secondi di pubblicità e poi restate con noi perché andremo a Treviso e apriremo la pagina dedicata a Pio X. Rieccoci in diretta subito da Lucio Zanato a Treviso, la linea è tutta tua. Insomma, Lucio, da qualche ora Pio X è tornato nel suo Veneto, nella sua Marca soprattutto. Lucio, a te. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, come vi fa vedere Nicoletta Rizzetto, è un flusso continuo di cittadini fedeli attorno all'urna di San Pio X. Un momento di riflessione, una preghiera, un momento di raccoglimento attorno al corpo di questo santo che dalle 6 di questa mattina è all'interno della cattedrale qui a Treviso. San Pio X è tornato nel Veneto dopo un primo viaggio che ha fatto nel 1959, è tornato a Treviso e domani tornerà nella sua Riese. Oggi c'è stato l'inizio delle celebrazioni ufficiali intorno alle 15, dicevo appunto questa mattina alle 6 per logistica hanno portato l'urna direttamente dopo un viaggio notturno da Roma. Dicevo appunto l'hanno portata questa mattina alle 6 e alle 15 invece c'è stata la prima cerimonia ufficiale e nella prima cerimonia c'è stata la riflessione del vescovo Tomasi. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni prima dell'inizio della celebrazione.
Eccellenza, cosa ci può insegnare ancora oggi Pio X? Pio X ci insegna innanzitutto la fiducia nel Signore, quella fiducia che l'ha mosso da bambino ariese fino ad arrivare Papa, una fiducia, una fede e una voglia di mettersi a disposizione degli altri, e partendo da questa fede. Questo momento è importante anche per noi, perché ci dice che come lui ha voluto rinnovare la Chiesa nel suo tempo, così anche noi dobbiamo diventare sempre nuovi in questo nostro tempo, dobbiamo adattare il nostro linguaggio, il nostro modo di essere, il nostro modo di volerci bene alle esigenze di questo nostro tempo. Questo ci insegna Pio X. Ecco, questo per dimostrare che la presenza di Pio X non è una presenza datata, non è una presenza dedicata al passato, ma al presente e al futuro. Intanto Nicoletta vi fa vedere anche qui fuori che c'è attesa perché alle 20:30 ci sarà un momento di riflessione anche questa sera, sempre da parte del Vescovo Tomasi. Nella presenza di oggi, come vedete nelle immagini che stanno scorrendo, c'erano anche le autorità civili e tra loro ovviamente il sindaco di Treviso, che nel suo momento di riflessione, sentite cosa ha detto, soprattutto richiamandosi a quella che è stata la tragedia di Mestre. Io approfitto perché questa sia un'occasione per riflettere, per fermarci, per pregare, per ritrovare noi stessi in un periodo che è complicato per le nostre comunità, caratterizzato da un recente dramma, un incidente che ci ha messo tutti quanti a dura prova da un punto di vista emotivo. Ricordo però che c'è anche un conflitto in Europa, le preoccupazioni per la nostra comunità sono davvero tante e credo che questo passaggio, questo ritorno nella nostra terra veneta non sia un passaggio che avviene a caso, ma avviene in un momento in cui la nostra comunità aveva bisogno di ritrovare se stessa, e lo possiamo fare proprio vicini a Papa Pio X, che è stato un punto di riferimento per la nostra diocesi, per le nostre comunità. Ecco, un punto di riferimento, diceva giustamente il sindaco di Treviso, un punto di riferimento che ancora adesso si rinnova. Vedete la presenza costante di persone, sono le 8 di sera e la chiesa rimarrà aperta fino alle 22 questa sera, proprio per permettere a tutti di passare, di fermarsi un attimo, di rivolgere una preghiera a San Pio X. Ma noi abbiamo anche sentito le persone che per prime hanno, oltre ad aver partecipato alla prima cerimonia, poi si sono avvicinate all'urna. Sentite cosa ci hanno detto, e tra loro anche un giovane. Sentite cosa ci ha detto. Buongiorno, posso chiederle? Sì. Per lei chi è San Pio X? Ma è un grande santo, ha dato una svolta sia alla storia della Chiesa come anche sull'aspetto civile e sociale. Un Papa che anche se sono passati tanti anni, è sempre un Papa nostro, un Papa che noi lo sentiamo tanto vicino. È uno dei grandi santi del nostro territorio, amico. Una persona che si è fatta stimare anche per la costituzione del catechismo, del primo catechismo di cui io faccio parte ancora. Già io ne sentivo parlare da piccola e mi è entrato nel cuore questo San Pio X, che io sono devotissima a lui chiedo grazie e chiedo tanta pace nel mondo. Posso chiederti? Sì, certo. Perché sei venuto qui oggi? Perché sapevo che questo Papa sicuramente è una persona molto importante ed è stato un esempio per molte persone, per la generazione dei miei nonni o di mia mamma, di mio papà. Per questo, ecco, sapevo che era un gesto importante da fare e penso di aver fatto la cosa giusta, ecco. Ha detto bene il sindaco, richiamo l'autorità civile, preghiera e riflessione. Abbiamo bisogno di pensare un po' per cambiare il mondo. Ecco, queste sono le riflessioni di chi si è avvicinato a San Pio X, ma ha colpito molto, devo dire, la riflessione del più giovane, a dimostrazione che questo santo, questo Papa non è solo del passato o di chi ha i capelli bianchi, ma è modernissimo, visto che poi lui è stato quello che si è avvicinato maggiormente ai giovani, quello che ha riformato anche il catechismo, ha avvicinato l'Eucaristia ai più piccoli e poi si è impegnato anche concretamente. Ricordiamo, pochi lo sanno, che di tasca sua durante il
terremoto del 1908 sostenne le popolazioni proprio colpite dal terremoto nel sud Italia. Tutto questo noi continueremo a raccontarvelo. Vi do gli appuntamenti intanto della serata, dicevo appunto 20:30 questa sera la riflessione del Vescovo Michele e poi la venerazione fino alle 22. Domani mattina dalle 7:30 l'apertura di nuovo della cattedrale con una prima celebrazione, poi dalle 10:30 noi andremo in diretta sempre con il nostro Nicola Zanetti e seguiremo poi alle 11 la celebrazione, la messa solenne alla presenza del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Dopodiché la chiesa, la cattedrale rimarrà sempre aperta a disposizione dei fedeli fino alle 15. Alle 15 ci sarà invece l'incontro ai catechisti per il mandato, visto che siamo a 100 anni dalla fondazione dell'ufficio catechistico appunto diocesano. E poi alle 16:30 il corpo di San Pio X partirà da Treviso per raggiungere intorno alle 18 Riese Pio X. Lì ci sarà una breve processione dalla chiesa fino alla casa natale, poi il passaggio alle cendrole e poi domani sera continueremo a raccontarvi questo straordinario passaggio, ripeto, di San Pio X che rimarrà in terra trevigiana fino a domenica prossima 15, ma in terra veneta ancora di più. E se non hai domande io restituisco la linea allo studio. Sei stato esauriente, grazie davvero a Lucio Zanato. Allora, come vi ricordava anche Lucio, domani la prima edizione non parte come al solito alle 12 ma alle 10:30, quindi ci vedremo alle 10:30 e insieme con il nostro Christian Arboit, che sarà nella zona del Duomo, vi accompagneremo fino alla messa delle 11, la vedremo ovviamente in diretta, messa preceduta dal patriarca Monsignor Moraglia, e poi ci ricollegheremo poi alla fine della messa, sempre all'interno della nostra prima edizione, che domani sostanzialmente è anticipata alle 10:30. Poi nel corso dei telegiornali sia del Veneto che di Treviso racconteremo, sempre in collegamento in diretta con Lucio Zanato, la partenza dell'urna e delle spoglie di Pio X e l'arrivo a Riese Pio X, le racconteremo durante il telegiornale, e poi alle 21:15 ci sarà l'appuntamento alle cendrole, quindi di nuovo un'intera prima serata con voi e con Pio X. E tra le riflessioni che ci sono state oggi nel momento di Pio X c'è stato anche un ricordo di Monsignor Lino Cusinato, che dopo una lunga malattia si è spento questa mattina nella casa del clero di Treviso. Aveva 90 anni, è originario di Galliera Veneta, fu ordinato prete nel 1958 e nel 1983 divenne direttore della Vita del Popolo, che rinnovò e rilanciò, contribuendo alla nascita a livello nazionale della Federazione dei Settimanali Cattolici. Nel 1987 venne nominato arciprete abate del Duomo di Castelfranco, dove rimase fino alle dimissioni nel 2010. Don Lino Cusinato è stato molto di più di un sacerdote conosciuto e stimato, un prete, un uomo, un bravo giornalista che con la sua parola, i suoi scritti, le sue azioni ha caratterizzato, mai in modo banale, decenni di vita religiosa, sociale e anche politica di Treviso. Lascerà un segno importante nella storia della Marca trevigiana. Sono le parole del presidente del Veneto Luca Zaia. Il funerale, che sarà celebrato dal vescovo Tomasi, si terrà martedì 10 ottobre alle 15 nel Tempio di San Nicolò. L'eco delle tragedie, dei drammi e della tragedia ultima di Mestre l'abbiamo sentito anche nelle parole del sindaco Conte proprio oggi durante la celebrazione, la cerimonia per l'arrivo di Pio X, ed è un eco che si è fatta sentire anche in un momento di divertimento come l'inizio ufficiale delle fiere di San Luca, che sono iniziate senza la tradizionale festa in musica, proprio per rispettare il dolore delle vittime. Un taglio del nastro con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Treviso per un'inaugurazione delle fiere di San Luca in tono minore rispetto agli anni scorsi. Niente banda musicale, niente artisti di strada, per rispetto delle vittime e dei feriti della strage del Cavalcavia di Mestre. Sentiamo e abbiamo capito il problema. Fino a domenica scorsa eravamo anche noi a Mestre, proprio vicini al luogo del disastro, e
insomma ci sentiamo di far divertire i bambini, però con moderazione. Oggi abbiamo inaugurato appunto le fiere tanto attese, però abbiamo scelto proprio un sottotono in lutto, siamo tutto il Veneto in lutto, anche a ricordo, a memoria delle vittime del pullman e delle loro famiglie. La macchina si è comunque messa in moto, le attrazioni hanno acceso le luci, il profumo delle tradizionali frittelle ha invaso Prato Fiera, con grandi e piccoli accorsi per una festa che si rinnova ogni anno. La manifestazione della tradizione trevigiana vera e propria, sia per tutte le attrazioni che vediamo, ma anche per quella che è l'enogastronomia. Fino al 22 ottobre le fiere di San Luca, con le sue 73 attrazioni, sono pronte ad accogliere i trevigiani, sempre con un'attenzione particolare alla sicurezza. Non si entra con le bottiglie, non si entra con contundenti, si sta attenti, insomma ci si diverte, ma sempre con rispetto per le famiglie. E adesso la mezza maratona di Treviso che torna domenica. L'appuntamento previsto per domenica 8 ottobre conta attualmente 1500 iscritti, rappresentanti di 19 nazioni. Grandi numeri per un evento che da 9 edizioni attraversa la città di Treviso e coinvolge anche i comuni di Carbonera e Silea con un percorso doppio. C'è la 21 km dove tutte le persone possono essere tesserate, quindi avere o una tessera FIDA o la RAN card, essere tesserate alla società, avere un certificato medico idoneo, di idoneità, mentre la 10 km è libera, aperta a tutti. Dalle Mura al Parco del Sile passando per Carbonera, una manifestazione aperta ad atleti professionisti e amatoriali che vuole promuovere le bellezze del territorio. Per noi è importante promuovere uno stile di vita attivo che conduca a una vita sana e felice e di conseguenza il benessere delle persone, ma non solo, perché vogliamo promuovere la coesione sociale e anche la valorizzazione della nostra bellissima città, perché il percorso è molto bello. L'iniziativa è inserita nel dossier della candidatura di Treviso come capitale della cultura 2026, perché è attraverso eventi come questo che viene promosso non solo il patrimonio paesaggistico, ma anche la cultura dello sport aperto a tutti. Per coloro che vorranno vivere le emozioni della mezza maratona, invito a partecipare, a godersi davvero lo spettacolo di una città, di un territorio che ha tanto da offrire. E allora vediamo che tempo farà in questo weekend, lo facciamo come sempre con il generale Iannicelli. L'alta pressione domina incontrastata su tutte le nostre zone, ma potremmo dire su tutta la nostra penisola, e questo è evidente dalla carta del tempo. Quindi grazie a questa conformazione, all'alta pressione, l'estate si prolunga ancora di più. Infatti le perturbazioni, vedete, si mantengono alte, lontane, a latitudini alte, e quindi non portano cambiamenti del tempo o precipitazioni. Quindi è presto detto, ancora tempo soleggiato per il fine settimana, ma potremmo dire per tutta la prossima settimana, con qualche variazione. Quindi più in dettaglio sul trevigiano per domani e domenica: cielo in prevalenza sereno, un po' di foschia durante la mattina, ma è solo un piccolo fastidio, e così poi nei giorni a seguire. I venti sono molto deboli, direzione variabile, le temperature, l'altra faccia di questa stagione che si prolunga, questa stagione estiva, le minime intorno ai 16, 17, anche 18 gradi, quindi più alte della norma, e le massime altrettanto alte, 26, 28 gradi, qualcosa in più anche per domenica. Poi la prossima settimana caleranno qualcosa, ma si manterranno sempre piuttosto alte. Per finire l'Alta Adriatica è previsto praticamente calmo o quasi calmo. È tutto. Prima di passare alla pagina bellunese vi ricordo un altro appuntamento importante con le nostre dirette, perché dopo le dirette di domani mattina e di domani sera su Pio X sarà una domenica, lunedì, ovviamente dedicati ai 60 anni dalla tragedia, dal disastro del Vajont. Allora il primo appuntamento è domenica 8 ottobre in prima serata alle 21:15 con il documentario L'eco del fango, realizzato da Media Nord-Est, il racconto con le voci dei sopravvissuti, dei testimoni, davvero drammatico. E poi ovviamente lunedì la grande giornata, saremo in diretta dalle 8:45, dalle 9 ci sarà la messa in suffragio delle vittime alla chiesa parrocchiale di Erto, e poi il giorno di Mattarella, alle 20 con Mattarella, alle 11 al cimitero di Fortogna, e poi sulla diga del Vajont alle 12, sempre in diretta, saremo sempre costantemente in diretta. E poi alla sera alle 21:15 una puntata speciale di Ring con le testimonianze dei sopravvissuti, in diretta anche dalla diga del Vajont. Insomma,
Dopo l'appuntamento con Pio X ci saranno gli appuntamenti con i 60 anni del Vajont, domenica e soprattutto lunedì alle 8:45 di lunedì in diretta del mattino ci saremo. Adesso andiamo nel Bellunese. E partiamo con notizie di cronaca, con un pirata che è stato individuato, un pirata della strada, sbatte contro un'auto, non si ferma a prestare soccorso, la persona ferita si dà alla fuga, è stato un guai in vista per un 34enne bellunese denunciato dalla Polstrada di Belluno per la sua condotta. L'uomo adesso rischia fino a 3 anni di carcere, oltre a una multa fino a 12.000 euro, 2 anni di arresto e la revoca definitiva della patente di guida. Il 34enne è stato identificato nei minuti successivi all'incidente da 2 agenti della stradale fuori servizio che l'avevano notato all'altezza dell'incrocio tra Viale Europa e Via San Lorenzo a bordo di un'auto visibilmente danneggiata nella parte anteriore. L'automobilista si era messo alla guida di un veicolo con la revisione scaduta e con un tasso alcolemico di 2,02 e anche con la patente sospesa. Uno sconsiderato, ha commentato il comandante della stradale Salvatore a Torino. Fortunatamente l'incidente non ha provocato gravi conseguenze, l'uomo è stato denunciato e rischia quelle sanzioni che abbiamo appena detto. Adesso parliamo della diga Vanoi, il no al bacino sul Vanoi. A pochi giorni, proprio dall'anniversario del Vajont, il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che boccia il progetto del Consorzio di Bonifica Brenta. Se non sappiamo imparare dagli errori del passato significa veramente che c'è qualcosa che non va, quindi da parte nostra penso che questo sia un atto doveroso, lo diciamo a voce ormai da sempre, ora è giusto che lo concretizziamo. Lo sbarramento del torrente Vanoi incassa il voto contrario dal Consiglio provinciale di Belluno che ieri sera in seduta urgente ha deliberato all'unanimità un documento che dice no alla realizzazione del bacino artificiale sul progetto avanzato dal Consorzio di Bonifica Brenta tra il Bellunese e il Trentino. A pochi giorni dalla celebrazione del 60°, la commemorazione del 60° del Vajont, ci ritroviamo di nuovo a che fare con un'opera che presenta profili di rischio elevatissimo, che mette a rischio le comunità che vivono le nostre montagne e quelle del Trentino per sostanzialmente un interesse di tipo economico. Un progetto che viene riproposto da almeno un secolo, la prima volta nel 1922, la seconda nel 1955. Allora un unico committente, la SADE, la stessa della diga del Vajont, e di seguito fino ad oggi con il sostegno recente della Regione Veneto che ha posto il progetto collegato al contrasto della siccità del Consorzio Brenta al primo posto tra le richieste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accedere ai fondi PNRR. Si è sempre fermato per i gravi problemi idrogeologici che l'area ha, certificati anche dal piano di assetto del territorio della provincia autonoma di Trento, che lo inserisce in grado P4, che è il massimo grado di pericolosità. Una diga alta 116 metri per contenere un lago artificiale da 33 milioni di metri cubi d'acqua, che sulla carta presenta rischi di gran lunga superiore ai benefici, lo ha ricordato il consigliere Paolo Perenzin citando la relazione tecnica legata allo studio di prefattibilità dell'opera. I progettisti scrivono queste parole. I comuni montani che vedranno insistere nel proprio territorio la diga, quella del Vanoi, ne riceveranno gli effetti negativi connessi alla modificazione dell'ambiente naturale e attenzione e all'incremento delle misure di sicurezza a fronte di possibili incidenti. Queste parole sono pietre. Presenti alla seduta anche i sindaci di Fonzaso e di Lamon che con i colleghi della Valle del Vanoi minacciano azioni clamorose. Sono azioni anche forti quelle che possiamo intraprendere, dalle consultazioni popolari, che sono sempre una possibilità, alle manifestazioni di piazza, alle proteste che potrebbero coinvolgere anche la viabilità, piuttosto che altri tipi di azioni, anche legali, che potremmo intraprendere. E contro la diga del Vanoi si mobilita il PD a ogni livello politico. La deputata trevigiana Rachele Scarpa insieme alla collega trentina Sara Ferrari presenterà una interrogazione al ministro Pichetto Fratin per chiedere l'immediato stop alla progettazione dell'opera. Unitamente all'iniziativa parlamentare il PD di Belluno ha presentato ordini del giorno in tutti i comuni della provincia. Sabato gazebo nelle piazze per promuovere una raccolta di firme che già lanciata online ha raccolto oltre 1 migliaio di adesioni finora. Disarmante per il consigliere provinciale Perenzin che l'assessore regionale Bottacin dica che non si può ristrutturare l'ex colonia Eni a Borca di Cadore perché in zona rischio P3
e sia tra i promotori dell'invaso del Vanoi, che è in zona rischio P4. Questo è il duro attacco del Partito Democratico, insomma la battaglia contro la diga del Vanoi. E adesso il Vajont, il 60° anniversario del Vajont, che sarà anche internazionale, perché anche le istituzioni europee ricorderanno le vittime del 9 ottobre 1963 con un messaggio della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. La lettera arriverà grazie all'interessamento di 2 eurodeputati di Identità e Democrazia, Gian Antonio D'Arè e Elena Lizzi. È un segnale importante la vicinanza di un'Europa che spesso a torto è stata avvertita come distante dall'Italia e dalle comunità locali, commenta Roberto Padrin, sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno. Ricordare e fare memoria di quanto accaduto 60 anni fa è dovere di tutti, perché non accada più. E adesso torniamo a Belluno, arte e spettacolo, una idea di comunità. La Casa dei Beni Comuni di Belluno è tutto pronto per il lancio del Clorofilla Festival. 2 mesi di attività di tutti i generi, da quelle più propriamente ludiche a momenti di confronto e dibattito per una crescita consapevole e collettiva. Da domani alla Casa dei Beni Comuni parte l'edizione 2023 del Clorofilla Festival, che è un nuovo modo per dare linfa alla comunità. Clorofilla è un po' la nascita, no? Quindi dalle piante, ciò che dà vita. Dar vita e dare insieme è la cosa più importante, perché da soli si fa qualcosa, insieme si fa tutto. Si mettono insieme pensieri, il saper fare. Lo spazio ex si popolerà ogni weekend con workshop e approfondimenti, ma anche musica, giocoleria e magia, progettazione e creatività. Talk sulle tematiche LGBT, la ciclofficina, dove faranno dei corsi per imparare a mettersi a posto la bicicletta da soli, ci sarà una residenza artistica, davvero succederà di tutto. Dalle cose più strane, diciamo, come il workshop sulla busta paga, su come leggersi la busta paga, alle cose più creative. Tra gli ospiti segnaliamo la presenza di Luca Mercalli, che sabato prossimo parlerà di come il clima è cambiato. Ibrahim Alò con il suo racconto di viaggio dal Senegal, sopravvissuto ai lager libici e al naufragio del barcone sul quale si era imbarcato per dare corpo a sogni e speranze di una vita migliore. La partecipazione agli eventi sarà ad offerta libera. Abbiamo fatto parte di un bando sulle rigenerazioni urbane. Lo scopo di questo bando principalmente è proprio quello di far conoscere il luogo, di attirare la gente lì e di far capire la moltitudine di cose che si possono fare. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi ricordo, domani mattina la prima edizione inizia alle 10:30 e insieme seguiremo poi dalle 11 la messa nel Duomo di Treviso con il Patriarca Moraglia, il Vescovo ovviamente Tomasi e Pio X. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Dominio incontrastato dell'anticiclone anche in questo weekend, dunque bel tempo. Vediamo il dettaglio di sabato 7 ottobre. Sul Veneto tanto sole ovunque, non si verificheranno precipitazioni, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature senza variazioni di rilievo, minime sugli 8-16 gradi, massime comprese tra 24 e 28 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà asciutto e stabile, con un ampio soleggiamento e con un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nuvolosità ad alta quota, ma in genere senza fenomeni associati. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 26-30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.